C'è una Sardegna che non crede ai luoghi comuni, che cambia, che innova. Abbiamo creato un nuovo modello economico fondato sulla fiducia, sulle relazioni e sulla forza del gruppo. Una rete in cui migliaia di imprese e professionisti si finanziano reciprocamente senza interessi. Un mercato in cui trovare nuovi clienti e sviluppare nuove e durature opportunità d'affari. Da 5 anni stiamo costruendo insieme, giorno dopo giorno, l'isola di domani. Diventa anche tu parte attiva del cambiamento. Partecipa a sardex.net, un'economia fatta di persone. Ciao, sono Chiara, questo è il nostro bar. Da circa 2 anni siamo passati con EIA Energia, ci troviamo bene perché troviamo il personale molto disponibile che cerca comunque di risolverti qualsiasi problema nel minor tempo possibile. EIA Energia, energie con te. Ciao a tutti, benvenuti alla seconda giornata di Mitsas. Oggi proseguiamo un po' anche i temi, i discorsi che abbiamo iniziato ieri con Giorgio e Panos. Anche oggi abbiamo The Ring Off e inizierei a chiamare con me sul palco Paolo Dini, London School of Economics. Scegli in autonomia sereno, mettiti comodo, che ieri ho trattato troppo bene Cagliari e Sassari, oggi in meno. Luca Fantacci, Università Bocconi. Massimo Amato, Università Bocconi. Siete già un po' troppi, eh? Sì. Se vuoi me ne vado. No, vabbè, dai, un paio di minuti puoi restare. Okay. Mi sentite? Vorrei invitare altre 2 persone. Ma Laura tipo, Sartori. tipo Paola Sartori. Laura Sartori. Laura Sartori. Università di Bologna. E il grande Giuseppe Littera. Peppe Littera. No, è bella questa cosa. Cioè ti chiedono fai la conduzione, poi tipo la Casa della Libertà ognuno fa che cazzo che gli pare. Devi chiamare qualcun altro? Basta così. Ok, a posto? Allora, tema impegnativo oggi. Nel senso che io sono appunto tipo quello, l'operaio specializzato con la Salopè, quindi ti lascio l'onore di introdurre. Dunque, vorrei affrontare diverse tematiche interessanti. Ci sono... Ti ho detto, non fare come i tuoi colleghi di Cagliari e Sassari. Ci sono molte domande che sono sempre troppo difficili da rispondere. Abbiamo pensato che tra le esperienze di Giuseppe e diciamo, la prospettiva più teorica, accademica del resto di noi 4, dovremmo riuscire a tirare fuori qualche idea interessante, qualche insight. Cioè il fatto che tolto Peppe siate tutti e 4 accademici non è che deponga a vostro favore. No, partiamo in salita. Peppe è un linguista, per cui ci insegna tante cose anche Per lui. quello l'hai fatto sedere lì? Sì. Vorrei cominciare con Massimo. Prego. Ah, così, d'accordo, va bene. È bello, era tutto preparato, no? Tu devi fare... Sì, esatto, è vero. Era preparato, però io non ho preparato niente perché quando mi hanno detto vieni a fare una sorta di lezione frontale con un pubblico davanti, mi sono detto farò esattamente come faccio a lezione, cioè non preparo niente e improvviso. A partire però da un tema, evidentemente. E il tema è quello che avete potuto leggere anche nella presentazione del Ring Off e che si riassume in 2 domande. Le 2 domande sono: è possibile una finanza al servizio dell'economia reale? E poi una domanda un po' più criptica, ma che per me non lo è perché è la ripresa del titolo di un libro che ho scritto con Luca Fantacci: è possibile salvare l'economia di mercato dal capitalismo? Allora, addirittura necessario, sì. E quindi questi sono i 2 temi da cui vorrei partire. E in prima battuta direi questo: se noi ci ritroviamo a doverci porre la questione del rapporto fra finanza ed economia reale, è perché diffusamente ci rendiamo conto che questo rapporto è saltato e comunque non è stato impostato, non è impostato come dovrebbe essere, cioè nel senso che la finanza non è al servizio dell'economia reale. Qualunque cosa si intenda per economia reale, per finanza, evidentemente c'è un rapporto invertito, che è un rapporto evidente, insomma, diciamo, anche ieri al Naked Lunch Pachisio Bandinu lo diceva, cioè com'è possibile che
degli organismi finanziari che hanno creato la crisi, che hanno scatenato la crisi, per colpa loro, debbano essere salvati dalle banche centrali a scapito in qualche modo del contribuente e quindi di coloro che, diciamo, il reddito se lo guadagnano non scambiando moneta, ma magari addirittura, pensate un po', lavorando, insomma, no? Perché poi questa è l'economia reale, no? Cioè uno i soldi li fa anche nell'economia reale, però lavora nel senso che alla fine della sua giornata c'è un servizio, c'è un bene, c'è qualcosa che è disponibile per la comunità, laddove il finanziere per definizione lavora solo con i soldi, il suo bilancio è fatto di soldi in entrata e soldi in uscita. Normalmente i soldi, diciamo, che deve sono minori dei soldi che gli si deve. Nel senso Ma non che il finanziere, quello con le fiamme gialle? No, la finanza potrebbe entrare molto spesso anche magari in qualche istituto bancario per vedere se va tutto bene, ogni tanto magari lo fa anche, però no, sto pensando proprio all'uomo della finanza, insomma, al finanziere, al banchiere, insomma. Nulla di male ad avere a che fare con i soldi, il problema è se questo maneggio dei soldi che in qualche modo la società affida a questa parte dell'economia che si chiama finanza si ancori effettivamente al servizio di questa economia reale. E il servizio fondamentale che la finanza dovrebbe dare all'economia reale non ha tanto a che fare, e primariamente a che fare, ce lo si diceva proprio oggi sulla bella terrazza soleggiata qui dietro, del Teatro Massimo, non ha tanto e solo a che fare con il fatto che si possano scambiare i beni già prodotti, perché è chiaro che un'economia di mercato lo possiamo immaginare come un mercato in cui ci sono tutte delle merci prodotte, delle persone che hanno del denaro e delle persone che vogliono vendere, delle persone che vogliono vendere, delle persone che vogliono comprare, e la moneta serve semplicemente a connettere le decisioni individuali di acquisto e di vendita. Ma il problema fondamentale di un'economia è che non può limitarsi a organizzare gli scambi, ma deve anche organizzare gli investimenti. Cioè bisogna che il denaro serva anche a canalizzare delle risorse per la produzione di beni che non servono a essere consumati, ma a produrre dei beni, in vista di un aumento del benessere complessivo. Gli investimenti sono appunto, possono essere visti come la decisione da parte della società di mettere da parte delle risorse per non consumarle subito in vista di un miglioramento, diciamo così, delle condizioni di produzione e quindi delle condizioni di consumo successive. E gli investimenti di fatto sono una scommessa col futuro, cioè se io decido di aprire una nuova impresa, di cambiare una linea di produzione, di comprare nuove macchine, di investire in una nuova tecnologia, sto facendo una scommessa. Ed è una scommessa di cui io non posso essere certo fino in fondo. È chiaro che posso fare tutti i conti, è chiaro che devo fare un business plan, è chiaro che devo sviluppare tutti gli elementi di calcolo che ho, ma sto facendo anche semplicemente una scommessa, perché i soldi che spendo adesso, e li devo spendere adesso, saranno coperti da entrate che sono solo future e che dipendono da un insieme di condizioni di mercato che nessuno di noi può veramente prevedere. Perché, voglio dire, se improvvisamente i gusti del pubblico cambiassero e io avessi scommesso sul fatto che non cambiano, evidentemente la mia scommessa la perderei e quindi mi potrei trovare ad aver fatto un investimento che aveva senso all'inizio ma che non ha più senso alla fine. Qui c'è un rischio. E la finanza dovrebbe accompagnare questi, capitani coraggiosi, questi imprenditori che prendono questo tipo di rischi. Accompagnarli vuol dire seguirli e in qualche modo aiutarli a ridurre il più possibile il rischio irriducibile, che in qualche modo non può essere completamente azzerato, ma ridurre il più possibile il rischio dell'investimento. E questa cosa non la puoi fare se concepisci la tua azione di prestatore nei termini seguenti. Io ti do dei soldi che tu mi ridarai aumentati indipendentemente da come è andato il tuo investimento. Cioè se, chi presta non si impegna in qualche modo a sopportare il rischio del fallimento. Questo mi sembra un aspetto importante. Da questo punto di vista una finanza che non sia capace, di fronteggiare questo rischio fondamentale non è una finanza al servizio dell'economia. In tutto questo però, aggiungerei solo un aspetto, poi lascio magari la parola a Luca, bisogna guardarsi da una tentazione che abbiamo forte e anche largamente giustificata di pensare che se c'è un problema è perché ci sono dei cattivoni che hanno agito male.
cattivoni ci sono, hanno agito male, le banche hanno le loro responsabilità, gli operatori finanziari pure, però diciamo, sempre in un capitolo del libretto che ci è capitato di scrivere un po' di tempo fa, abbiamo scritto un paragrafino che si intitolava "Andava male anche quando andava bene". Le cose non vanno male dal momento della crisi, le cose andavano male prima ed è per quello che la crisi è arrivata. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci siamo illusi per lungo tempo, per circa una trentina d'anni, che se l'avessimo lasciato fare alla finanza, alle innovazioni finanziarie, se avessimo lasciato crescere i mercati finanziari, se avessimo permesso alla rendita di consolidarsi, a cascata, con una sorta di effetto ricchezza, di un effetto di ricchezza collettiva, tutti avremmo avuto tutte le risorse di cui avevamo bisogno, al limite anche per investire. E la finanza ha potuto crescere perché ha promesso a tutti questo miraggio dell'arricchimento per il puro fatto che si detiene moneta. Cioè, siamo tutti convinti che se risparmiamo del denaro è giusto che veniamo premiati da un tasso di interesse il più possibile ricco, che il risparmiatore sia una sorta di santo asceta dell'economia che fa un fioretto non consumando e quindi che in qualche modo deve essere premiato, non col paradiso dopo, ma col paradiso subito, cioè con la cedola alla fine dell'anno. Siamo tutti abituati a pensare che il nostro denaro sia nostro e che debba rendere. Questo è un problema da un certo punto di vista. E qui tocchiamo forse proprio la questione del rapporto personale di tutti noi col denaro. Quindi se vogliamo immaginare una finanza che è davvero al servizio dell'economia reale, forse dobbiamo anche rimettere in gioco il nostro rapporto col denaro e immaginare un altro rapporto e forse anche un altro denaro, un'altra moneta. Aperitivo interessante, direi 27, Amato. Grazie. Può andare? No. Posso rifiutare il voto? Diciamo, no. Mi ripresento? No, nel senso che poi, come dire, bene che ci siano anche gli anarchici accademici. Ho dimenticato di dire che siamo in diretta sul canale ufficiale di YouTube di EIA TV, diretta streaming. Qualunque cosa diciamo è... No, come dire, l'ho fatto parlare prima apposta per dirlo dopo. E abbiamo ovviamente il live press di Carta Bianca in diretta. Luca. Quindi con questa premessa intimidatoria di essere in Mondovisione, buongiorno a tutti, anche a chi ci segue via streaming, e riprendo il discorso dall'inizio, perché la questione appunto credo che stia a cuore a tutti. Come è possibile concepire un sistema finanziario che sia a servizio dell'economia reale? È chiaro che è una domanda tendenziosa, che gli amici organizzatori del convegno hanno posto. Tendenziosa nel senso che è una domanda per certi versi retorica, che lascia intendere che la finanza di cui disponiamo questo servizio all'economia reale non lo fa poi troppo bene. No. E Massimo giustamente ha portato la nostra attenzione su alcuni aspetti del sistema finanziario che in effetti sembrano venire meno al suo compito. Del resto, appunto, riecheggiava già ampiamente nelle relazioni di ieri e nei discorsi a margine del convegno che il sistema finanziario non stia svolgendo il suo compito è abbastanza evidente a tutti, agli imprenditori che sono in sala, agli studenti, a chiunque appunto in questi anni abbia assistito ai fallimenti del sistema finanziario e alla sua incapacità di fare il suo lavoro, che come ci diceva Massimo, come ci ricordava Massimo, sarebbe quello di portare i soldi dove servono, no? Consentire agli imprenditori di intraprendere, consentire ai lavoratori di lavorare, e invece il fatto stesso che questa crisi sia scoppiata ormai da 8 anni e che nonostante siano passati 8 anni ci ritroviamo con una parte enorme della nostra popolazione disoccupata e una parte enorme delle nostre imprese che fanno fatica a trovare un mercato e a trovare dei finanziamenti, è la testimonianza del fatto che c'è un problema. Al tempo stesso questo problema è giusto che appunto non prenda la forma di una caccia alle streghe, no? Perché seppure appunto i responsabili ci sono, dobbiamo anche constatare il fatto che la situazione, se volete, è anche peggiore, nel senso che queste streghe siamo costretti a in qualche modo cullarle e vezzeggiarle. C'è una situazione di ostaggio, no? Il sistema finanziario di fatto continua a essere
l'oggetto delle principali cure, no, dei cosiddetti policy maker. Mi riferisco in particolare ai banchieri centrali, no, che da quando è scoppiata la crisi, proprio perché di denaro sembra che non ce ne sia mai a sufficienza per lavorare e per fare impresa, hanno iniettato, come si dice, masse di liquidità enormi, mettendole nelle mani delle banche per cercare di evitare il loro fallimento, perché il loro fallimento avrebbe provocato una situazione ancora peggiore proprio dal punto di vista dell'economia reale. Per quanto possiamo odiare le banche, se falliscono sappiamo bene che è peggio per tutti, l'abbiamo visto, no? La fase peggiore della crisi è cominciata quando nel settembre del 2008 abbiamo lasciato fallire Lehman Brothers nella presunzione che gli stesse bene, no? Dice vabbè, hai sbagliato, paghi. Il problema è che appunto facendola pagare a una banca, poi dopo a catena pagano tutti i suoi creditori, quindi altre banche, compagnie assicurative e in ultima istanza i risparmiatori, i depositanti, quelli che il loro denaro alle banche lo confidano. Quindi questo è il nodo con cui dobbiamo confrontarci. Com'è possibile che questa finanza svolga male il suo compito, tanto è vero che i risultati che vorremmo vedere non li vediamo, gli investimenti non vengono promossi, la domanda non viene sostenuta, l'occupazione è ben lontana dall'essere un'occupazione piena, capace di dare lavoro soprattutto ai più giovani. E nonostante questo, però, questo sistema finanziario dobbiamo tenerlo in vita come una specie di respiratore artificiale, per cui sappiamo, no, che le nostre banche sono attaccate a quella linea di letteralmente sì, a quel polmone artificiale che è la Banca Centrale Europea, che da qualche mese a questa parte ogni mese 60 miliardi di euro li mette a disposizione delle banche nel tentativo, nella speranza, no? Giustamente Massimo è capitato di parlare in passato di una sorta di danza della pioggia, no? Ma l'atteggiamento dei banchieri centrali è questo. Loro sono lì che danzano buttando a pioggia. Ma nel senso che Massimo è uno sciamano indiano? No, nel senso che Ben Bernanke è uno sciamano indiano, uno che ti dice io sto facendo una cosa che in teoria non dovrebbe funzionare ma in pratica funziona, sta dicendo io la danza la faccio, talvolta piove e quindi continuo a danzare, letteralmente, questo l'ha detto Ben Bernanke. E questo porta poi l'attenzione sul nodo cruciale e sul motivo per cui in questo contesto torna giustamente alla ribalta la questione della riforma del sistema monetario e della concezione di sistemi monetari alternativi. Perché il problema di un sistema finanziario che non è al servizio dell'economia reale, ma di cui al tempo stesso non possiamo fare a meno, riposa su una particolare forma del sistema monetario che a sua volta evidentemente non è all'altezza del suo compito. Che cosa voglio dire? Che il nostro sistema monetario evidentemente non funziona. È questo, diciamo, questa infrastruttura fondamentale del sistema economico che mostra di non sapere funzionare. Perché dico questo? Perché il compito del denaro, come ci piace ricordare a noi accademici, ma anche insomma, è un po' la nozione comune, dovrebbe essere la linfa del sistema economico, dovrebbe essere il mezzo di comunicazione che consente alle merci di circolare, ai beni di essere scambiati, ai servizi di essere scambiati. E tuttavia quello che sistematicamente non succede da quando la crisi è scoppiata è proprio la circolazione del denaro. Questo denaro che abbiamo, per il modo in cui è configurato, si sottrae sistematicamente alla circolazione. Dove sono finiti le migliaia di miliardi di euro, di dollari, di yen, di sterline che sono stati riversati in misure senza precedenti dalle banche centrali nell'arco degli ultimi anni? Io vorrei che voi aveste un'idea, no, delle proporzioni immani. Stiamo parlando di mediamente un incremento negli ultimi 8 anni della massa monetaria da 2 a 3 volte. No? Sono raddoppiate o triplicate la quantità di denaro che le banche centrali hanno messo, stavo per dire in circolazione, no? Però, sai, appunto, se fosse in circolazione l'avremmo visti questi soldi. Li avete visti voi? No, non li abbiamo visti. Perché non li abbiamo visti? Perché questi soldi vengono sottratti alla circolazione. Perché i soldi non fanno il loro lavoro. Perché i soldi non entrano, appunto, nel sistema arterioso della vita economica. Per quale motivo? Perché, appunto, il denaro, che ci piace pensare come un mezzo di scambio,
che è nella sua essenza un mezzo di comunicazione economica, di fatto assolve anche un'altra funzione, che è quella di riserva di valore. Cioè è quella cosa che, soprattutto in tempi di incertezza come questo, mi rassicura. Che io sia una banca, che io sia un imprenditore, che io sia una famiglia di profughi magari, come si parlava ieri, se ho dei soldi in tasca e non so che cosa mi riserverà il domani, insomma sono un pochino più tranquillo. Perché, come ci ricordava ancora appunto ieri sera Bacchisio, riecheggiando Marx, il denaro è, diciamo, la merce universale. Quella cosa che posso istantaneamente trasformare in ciò di cui ho bisogno. E quindi, se non so di che cosa avrò bisogno domani, mi tengo stretto il mio denaro per essere pronto a ogni evenienza. Però quanto più mi tengo stretto il mio denaro e tanto meno consento ad altri di fare il loro lavoro. Perché se il denaro lo spendo è chiaro che consento a qualcun altro di lavorare. Se il denaro non lo spendo, quello lavora magari anche produce, magari riempie il magazzino, ma quel magazzino non lo svuota. No? E questo appunto gli imprenditori lo sanno bene. Quindi qua che il problema di riconciliare la finanza con l'economia reale passa necessariamente attraverso un cambiamento delle regole del gioco sul piano del sistema monetario. Bisogna fare in modo che questa moneta circoli, che questa moneta per prima il suo lavoro lo faccia. Da qui l'istanza della riforma monetaria, a cui, se c'ho ancora qualche minuto, ma non ho idea di come siano messi i tempi... Chiudi il pensiero? Prenditeli sti minuti. Perché veramente, più che chiudere il pensiero, volevo aprirne un altro, ma allora lo accenno soltanto, ed era... Tieni presente che abbiamo, ovviamente, a parte il completamento del primo giro, se ci sono domande, infatti, e poi abbiamo comunque tutto il tempo per secondo e terzo giro certo, dopo. No, ma un minuto solo, era soltanto perché... per non scoraggiarci troppo, no? Perché era opportuno che in partenza cercassimo di mettere a fuoco il problema e di condividere una diagnosi. Per non scoraggiarci troppo vi dico appunto in una battuta due cose. Chiaramente questi problemi non siamo i primi a porceli e gran parte del lavoro che con Massimo, ma in parte anche appunto con gli altri amici che sono qui, stiamo cercando di portare avanti, ha dei referenti, no? E in particolare un referente nobile in Keynes, John Maynard Keynes, questo economista che nel secolo scorso, fra gli anni 20 e gli anni 40, ha speso gran parte del suo lavoro proprio a cercare di mettere a punto una diagnosi di una situazione che era molto simile alla nostra, no? Gli anni 30, la Grande Depressione è stata spesso paragonata al periodo di oggi, non senza ragione, e Keynes mette a fuoco proprio questo problema. Il denaro certo dovrebbe essere importante solo per ciò che può procurare, e poi però invece capita che il denaro diventi l'ossessione, no, di tutte le nostre preoccupazioni, l'oggetto di il nostro desiderio. E oltre alla diagnosi propone anche una cura, questo poi è quello che comincia, diciamo, a sollevarci, cioè disegna una riforma del sistema monetario proponendo in particolare come sistema monetario internazionale una moneta che fosse disegnata in maniera tale da dover circolare. Una moneta che ricordasse in ogni istante a chi l'aveva in mano che la destinazione di quella moneta non era di servire da riserva di valore, illusoria peraltro, perché te la puoi anche tenere in tasca, puoi accumulare migliaia di miliardi, ma se quando vai a spenderli non c'è più nulla da comprare, ti accorgi che, diciamo, sei nella situazione del Remida, molto ricco di denaro, ma molto povero di relazioni e di cose che veramente possono servire alla vita, no? E quindi una moneta che ti ricorda che proprio per tenere in piedi e in funzione il sistema economico deve essere consegnata alla circolazione, ma magari appunto quali siano le forme di questo progetto lo vediamo più avanti. Grazie Luca. No, non spegnerlo, però 28 meglio, c'ha grinta il ragazzo. Paolo, direi Laura? Comunque in sala c'è anche il Banco di Sardegna, magari una domanda da lui, poi la... Non mi dispiace, potevi essere allora anche più, già che c'eri. Laura, grazie. Allora io mi raggancerei... No, ne so che mettiamo prima bene i temi vostri, poi ci apriamo le domande. Sì, diciamo che io mi aggancerei ad una cosa che ha detto Massimo, una che ha detto Luca, ovvero il fatto di questa idea del risparmiatore come una scelta che risparmia, e questo è una delle tante cose che sta anche alla base di quella che anche voi avete chiamato una democratizzazione della finanza, cioè il fatto che ognuno di noi possa avere la possibilità oggi di
giocare in questo nuovo mercato, dall'altra parte è stata anche la possibilità, cioè questo ha nascosto in un qualche modo il progressivo aumento della finanziarizzazione dell'economia, e questa è una cosa su cui secondo me è utile riflettere come si sta facendo. L'altra cosa che mi ha sollecitato la riflessione di Luca è il fatto che la moneta sia una merce, cioè che venga trattata proprio come merce. In realtà, se lo guardiamo in un contesto più ampio che esula anche dalla sola analisi economica, la moneta è anche molto di più, cioè possiamo anche dire che abbia una sua vita sociale, perché è esperienza di tutti noi nella vita quotidiana, ad esempio pensare che attribuiamo un significato speciale ad una moneta quando ad esempio dobbiamo non solo risparmiare magari per investire in un titolo, in un'azione, ma magari mettiamo da parte per l'istruzione dei figli, mettiamo da parte per accantoniamo, diciamo, parte della moneta a cui possiamo accedere per diverse finalità. Quindi vediamo, è esperienza comune, il fatto che la moneta abbia un significato, e questo significato secondo me è fondamentale quando si guarda, se vogliamo, alla vita quotidiana, quindi quello che potrebbe essere una microfondazione delle relazioni economiche, oppure quando si va in una dimensione più macro, che è quella in cui, ad esempio, a cui si è fatto riferimento in precedenza. Avendo fatto queste due piccole, se vogliamo, molto sintetiche premesse, la cosa a cui potrei agganciare, il contributo su cui poter agganciare la discussione precedente è quello relativo alla come uscire da questa situazione, perché uscire da questa situazione parlando di pagamenti commerciali, a livello macro di commercio internazionale, ci porti in una certa direzione. Se invece voglio ancorare più a livello micro, quindi più a livello di quello che può fare il consumatore, l'impresa e altri attori di quella che è la scena economica, effettivamente possiamo pensare a quale può essere una soluzione. Quindi pensare a questi circuiti, se vogliamo, di credito, di mutuo credito, che in un qualche modo raccolgono tutto quello che è stato veramente sinteticamente detto fino adesso e probabilmente possono rappresentare quell'alternativa a cui forse ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando non solo da un punto di vista teorico, perché ci sono, a partire da Keynes, ci sono sia sviluppi teorici di quello che potrebbe essere messo in pratica, ci sono stati tentativi storicamente di mettere in pratica ad esempio le idee di Keynes, ma poi per venire più ai nostri giorni ci sono esperimenti concreti di cui conosciamo bene alcuni esempi, però ci sono esperimenti concreti che mettono insieme che cosa? Mettono insieme valore sociale e valore economico. Il punto è che questi circuiti, questi esperimenti, queste modalità alternative che in un qualche modo possono rispondere alla domanda: è necessario salvare la finanza, è necessario salvare il mercato dal capitalismo, perché un'altra cosa che dobbiamo tenere presente, e non sono certo io a dirlo per prima, è il fatto che il mercato è diverso dal capitalismo. Il capitalismo è una cosa che però ci è stata in qualche modo servita come equivalente al mercato, in realtà no. Quindi il punto è che questi esperimenti concreti che possono mettere insieme valore sociale, valore economico, li abbiamo sotto gli occhi. Il punto è capire come poterli implementare, come poterli replicare, come poter dare sempre maggiore concretezza a questi esperimenti. Quindi io su questo direi che non solo abbiamo, sicuramente andiamo poi più nel concreto di così non è possibile, però l'idea è che oltre a ricordarsi di ciò che succede da chi fa la danza della pioggia, oltre a chi fa la danza della pioggia ci siamo noi, diciamo, operatori economici, operatori sociali di un sistema che in un qualche modo può vedere un'alternativa nelle proprie azioni quotidiane, quindi non solo viviamo in un contesto più macro, ma abbiamo delle possibilità concrete, operative, di quelle che possono essere a livello locale con le nostre, diciamo, azioni quotidiane. Quindi io su questo lancerei il prossimo, diciamo,
per il secondo giro, più che per il prossimo, per il completamento del turno, lancerei questa idea della come riuscire a coniugare beneficio economico e valore sociale di quella che potrebbe essere una moneta alternativa, un circuito alternativo in cui si esplicano relazioni sociali, perché lo ha accennato un attimo Luca prima, però il punto è che il denaro di fatto è una relazione sociale e questo spesso viene nascosto da quello che invece è più la dimensione economica di merce, quindi una moneta come merce. Io su questo magari lo lancio come grazie, Laura. la seconda cosa. Io direi che passiamo a Peppe col microfono di Massimo. No. Sì, meglio. No, come dire, dal danzatore della pioggia al pusher di denaro fittizio. Non è male la... No, tu hai detto metto del denaro in circolazione ma non lo metto, quindi mettere in circolazione una roba benefica, quindi pusher fittizio di denaro. Io cosa dovrei dire? Io vivo senza denaro. Faccio cosa, vedo gente. Io vivo come tutti, anche con un po' di denaro, è una condizione necessaria, nostro malgrado. Io sono felice di essere con questo parterre di eccezione, eccezionale veramente. Anche io? Anche tu. E anche tutto il pubblico di sabato mattina a parlare di cose, diciamo, che possono sembrare virtuali, ma sono molto concrete. Tornando io mi ricollegherei alla danza della pioggia, si parla tanto anche di quantitative easing, quindi emissioni di liquidità for the people. In Inghilterra il candidato al Labour parla di helicopter money, quindi stiamo arrivando dalla danza della pioggia con lo sciamano che aspetta la pioggia per sé e magari la tribù vicina, a auspicarci che ci siano elicotteri che volano e lancino banconote. Io rispetto a questo tema ho una grande paura e molti dubbi, perché come ci insegna la storia, ma penso anche dall'impero romano, se non dai cinesi per primi che inventarono la carta moneta, si può fare tanta carta e tanta moneta quanto ci pare, il punto è che il pianeta rimane uno, le persone rimangono quelle che sono, e quindi si rischia semplicemente di aumentare il numerario, il conteggiabile, senza cambiare nella pratica niente. È una sorta di danza della pioggia e di pioggia molto illusoria, che quello che, almeno io non ho studiato economia, l'ho studiata per vie traverse alla buona e sono anche diventato imprenditore alla buona, diciamo, mi piace con la squadra che si è formata continuare a imparare. Ci sono delle cose che da non accademico, da non finanziario, continuo ad avere difficoltà a capire. Una di queste è appunto il feticismo per il numerino, perché oggi, malgrado nostro, la moneta è virtuale, l'euro è virtuale, non c'è poco da dire, il 97% dell'unità esiste perché è in un database. La cosa curiosa, e su cui credo che nei prossimi 20-30 anni, ipotizzo, io scommetto, come tanto non succede niente, vi dimenticherete di tutto ciò, ma magari tra 20-30 anni, tranne il risparmiatore di Bordigali che ti sta ascoltando in diretta, il risparmiatore, sta registrando. Ecco, ma il risparmiatore di Bordigali è la casalinga di Voghera, con i soldi sotto il materasso. Ma tu dici che ci ascoltano anche giù al nord? Ma secondo me sì, ci ascoltano un po' dappertutto. Saluti allo streaming a YouTube, AIA TV. No, quello che volevo dire è che ci sono delle cose che continuano a non quadrarmi e non credo quadreranno più andiamo avanti. Si sta parlando, voglio tirare in ballo il tema del quantitative tightening, cioè dopo la pioggia e l'emissione adesso i BTP in Italia sono da 2 giorni a tasso negativo, quindi
quello che doveva essere il risparmio sicuro si sta restringendo, quindi stiamo arrivando a un livello di contraddizione, cortocircuito abbastanza curioso, cioè di buono che credo che noi non ci annoieremo nei prossimi 20 anni. Vi lascio così. Per ora grazie Peppe. Però direi, professore, diciamo, sulla fiducia come imprenditore e come non accademico 30. Ma direi proprio di sì. A E la prescindere. lode no? La lode no. Vediamo il secondo giro. Va bene. Paolo. Bene, parlo io. Dunque, ho chiesto agli organizzatori di questa bellissima conferenza di coinvolgere anche Laura e Giuseppe per complementare le prospettive di noi tre partecipanti originari. Per cui abbiamo prospettiva di storia economica da Massimo e Luca, prospettiva sociologica da Laura, prospettiva sul campo di persona che ha creato cose importanti nell'ambito della teoria e della pratica monetaria, e prospettiva mia che francamente sono un po' un pesce strano, perché come avevo detto l'anno scorso sono un ingegnere di formazione. Per cui oserei dire che posso offrire una prospettiva interdisciplinare. Comincio con una specie di breve storia. Nel 2003, quando ho iniziato a lavorare all'SI... Paolo, ti devo chiedere il microfono Sì, più vicino. sì. Ho cominciato a lavorare su un progetto che diciamo verteva su open source e PMI si chiamano in italiano, SMI. Nel Dipartimento di Media e Comunicazioni con un professore e una professoressa che si è occupata di regolamentazione delle telecom, di questioni di economia politica, eccetera, eccetera. La cosa che ci siamo chiesti, che ci interessava di capire, si allaccia a quello che ha appena detto Laura, cioè come mai il valore sociale indiscusso dell'open source si sposa così bene con processi di business, con processi di innovazione industriale, se vogliamo, nonostante non possa essere monetizzata. Come mai questo valore sociale riesce a convivere e a dare un contributo positivo, anche quando non viene contato come soldi? Vabbè, e da qui abbiamo scritto qualche cosa, abbiamo lavorato per qualche anno e poi nel 2005 ho conosciuto Michael Linton, che è fondatore del sistema Let's, che diciamo forse ispirato al sistema VIR svizzero, e non avevo mai sentito parlare di questa cosa, non ci ho capito nulla e mi sono accorto che non sapevo cos'era il denaro. Cioè, ho detto, sì, ovviamente questa è una forma diversa di denaro, tutto a un tratto mi sono reso conto, ok, allora che cos'è il denaro, se c'è qualcosa di diverso dal denaro? E non avevo idea, ma ci sarà una teoria monetaria? Ecco, non sapevo nemmeno che esisteva questa parola, teoria monetaria. Benvenuto nel club. Ecco. 10 anni dopo aver letto qualche libro, tra cui quelli di Amato e Fantacci, comincio a capirci un pochino di più e comincio a orientarmi. Una diciamo delle ipotesi che avevo fatto qualche anno fa è che forse una moneta come il mutuo credito a interesse zero, che riesce a diciamo valorizzare il lavoro e i servizi e i prodotti senza diciamo apparentemente che ci sia alcuno sfruttamento, cioè senza problemi del plus valore, eccetera, eccetera. Mi sono chiesto, ma forse questo tipo di moneta può quantificare il valore sociale. Questo si appoggiava anche a una diciamo, prospettiva complementare a quelle che vedete qua, che è la prospettiva dell'antropologia economica, la quale dice, studiando diciamo, delle civiltà o villaggi o culture non moderne, non occidentali, che l'economia viene formata da 4 domini di valore, cioè il capitale, il mercato, le relazioni sociali e il commons o il pascolo demaniale, se vogliamo.
Per cui quando ho visto questo schema mi sono accorto, ok, per cui non è vero che le relazioni sociali sono all'esterno, in qualche modo non è possibile rapportarle all'economia come la conosciamo, quantitativa. Sono parte dell'economia esse stesse. Per cui diciamo, si cominciava a capire come mai l'open source funziona, perché è solamente una nostra lente, una nostra prospettiva artificiale e diversa che ci dice che sono due cose diverse. In realtà sono cose coese che funzionano abbastanza bene insieme, anche se non necessariamente abbiamo gli strumenti giusti. Quando poi ho cominciato a studiare il VIR e poi ho conosciuto Giuseppe, ho cominciato a studiare il Sardex, ho visto, caspita, qui le cose funzionano veramente. Qui c'è qualcosa che riesce a conciliare diciamo, aspetti di valore sociale con valore economico e in maniera che sia reciprocamente rinforzante, piuttosto che un tug of war, come si dice in italiano? Tiro. Okay. Stai passando troppo tempo a Londra, sì. Allora, diciamo, da questo punto in poi la cosa è diventata ancora più interessante, perché nel momento in cui si permette diciamo, a processi sociali di prendere piede e di lavorare insieme in sintonia con diciamo, la produzione di valore economico attraverso diciamo, il rispetto per il lavoro, nel momento in cui si riesce a fare questo, allora le persone acquistano un senso di enablement, abilitazione, non ce la puoi fare, di dignità, di rispetto per se stessi, e questo diciamo, porta in maniera naturale a una partecipazione democratica, perché diventano comproprietari del bene comune che comprende anche il mercato. Cioè una moneta come il VIR, come il Sardex, come un sistema di mutuo credito a interesse zero, dove i soldi non sono merce, come ha detto Laura, permette a qualcosa di emergere che possiamo chiamare un mercato non capitalista, in base anche ai libri di Amato e Fantacci. Allora, questo porta come conseguente passo il fatto che c'è un senso di proprietà, di comproprietà di questo bene comune. Questo vuol dire, certo, se è roba mia, allora mi preme, partecipo e divento un cittadino democratico a tutti gli effetti. A questo punto entra un contributo, un'intuizione di Giuseppe che è folgorante, che quando me l'ha detta un anno fa sono rimasto a bocca aperta. Cosa mi ha detto? Che il sistema di credito mutuo, di mutuo credito, non fa altro che distribuire il potere della creazione del denaro ai partecipanti al circuito. Cioè è un'operazione radicale di democratizzazione di un sistema che è sotto monopolio delle banche dal 1400 più o meno. Sì, ok. Ecco. E non fate i professori. Vabbè. Ma guardato, ma chiesto, io se non lo sanno loro. Cartellino giallo a tutte e due. Allora, questa cosa è importantissima perché questa cosa non è solamente, se vogliamo, la ciliegina sul gelato. Questo è potere vero. Okay? Potere vero vuol dire che i membri del circuito diventano costruttori dell'economia e coscienti di esserlo e hanno la capacità di decidere se creare quel denaro o meno o distruggerlo a seconda dell'operazione che viene eseguita. Per cui questa consapevolezza porta come passo successivo necessario anche a una, se vogliamo, amplificazione della responsabilità, perché se io ho il potere di fare queste cose e poi le cose vanno male, di chi è la colpa? Beh, l'ho fatta io, insomma, per cui controllo distribuito, responsabilità distribuita, il prossimo passo, governance, cioè partecipazione democratica che secondo me porta a un'innovazione sostenibile e a una ricrescita del territorio, una valorizzazione del territorio che è fantastica. Cioè quello che vediamo qui in Sardegna è veramente eccezionale e non sono solo io a dirlo. Fatto. Grazie, grazie Paolo.
Ma nominano sempre questi due, Amatta e Fantaccio, ma tu li conosci? No, mi capita ogni tanto quando passo davanti a uno specchio di vederne uno, ma così. Poi bisogna, prima o poi, questi libri li leggiamo anche noi, Peppe. Va bene. Aprirei al contributo del pubblico, alle domande. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa Henk, cosa ne pensa Yale, il Banco di Sardegna, professor Camagni, Roberto Spano e via andando. Qua abbiamo un microfono, partiamo da Henk. Henk, dimmi anche da chi vuoi la risposta. Sir. Mi hanno dato un archetto che fa venire la meningite. I would like to get a little bit of definitions under Per chi è la domanda, Henk? Sorry? Yeah, so, but Ma first, ci sono per fortuna i traduttori. first I need to have definitions because we don't have language in this way. We talk a lot, but we don't have language. So I would ask you if you could agree with two definitions. One, that at this moment, money is not is a tool to transfer power over time and place. Then the other definition, what should money be? It should be grease to connect production and consumption in a circuit. So my question is, can you agree with these two definitions so that we can base our thinking and our talking on that? Perfetto, una sintesi, aspetta, no, una sintesi della domanda per il pubblico? Allora, prima di tutto vorrei avere la vostra conferma riguardo due definizioni che riguardano sempre il denaro. La prima definizione è il denaro in quanto strumento per passare il potere su un livello spazio-temporale e la seconda definizione del denaro stesso. Che cos'è? Chi risponde? Vorrei rispondere alla prima. Va bene, ne ha facoltà. Ok. Allora, il denaro è senz'altro potere nel momento in cui ha il denaro, uno ha il potere di spenderlo, per cui è potere. Ma la cosa più importante è il potere di crearlo, questo denaro, che potremmo chiamare metapotere. Questa cosa fino a 2 anni fa io non la sapevo, che i soldi vengono creati dalle banche. Il fatto che le banche abbiano questo potere, ignoranza mia per carità, però non la sapevo e credo che la maggior parte delle persone, diciamo, nel mondo non siano coscienti di questa cosa. Credo che dobbiamo fare un migliore lavoro di comunicazione per spiegare che c'è questo potere e c'è il metapotere di creare il denaro, per cui la definizione la articolerei aggiungendo questa dimensione ulteriore che è fondamentale per capire come approcciare, come collegare l'economia e la finanza ai processi democratici. Ok, questa è la prima. La seconda, Massimo? Io su questa cosa del potere però tendo un po' Però per non incasinare il pubblico, prima rispondiamo e poi apriamo il dibattito. Sì, però non mi ricordo più qual era la seconda domanda. Che cosa... Second question anche? Sì, un denaro che fosse, io ho capito così la domanda, un lubrificante. Ok. Rispondo così. C'era un vecchio detto nel caro vecchio Far West che alcuni in questo momento rimpiangono, no? E diceva il solo indiano buono è un indiano morto, no? E io direi il solo denaro buono è un denaro che non conta. Quindi quando è che il denaro smette di contare di per sé? Quando serve a lubrificare gli scambi. Il problema è appunto quello che abbiamo provato a dire nei nostri libri, ma che Keynes continua a dire. Il problema è che gli scambi sono scambi in un dato momento e scambi nel tempo, e questi scambi nel tempo si chiamano investimenti. Quindi il problema è come fare fronte a questa capacità del denaro di essere un rapporto, un link, come diceva Keynes, tra il presente e il futuro. Allora, dobbiamo cercare di equilibrare le due cose, quindi non è pensabile rinunciare completamente al potere del denaro in nome di un denaro completamente neutro, ma allo stesso tempo credo, questa è una mia ipotesi, dobbiamo riflettere, e qui più che da storico economico, visto che tu ogni tanto ami insomma, le etichette disciplinari, da filosofo, direi bisogna proprio riflettere su che cosa sia il potere. Allora, se il denaro è una proprietà pubblica e tutti lo possiamo possedere,
L'unica cosa che non possiamo fare con questo denaro è pensare di questo denaro è pensare di appropriarcene, perché se una proprietà è pubblica, l'unica cosa che possiamo fare è occuparcene, averne cura. Quindi potere, in questo caso, vuol dire dovere. E qual è il dovere di una comunità che usa il denaro? Quella di non illudersi mai di potersene appropriare singolarmente. Cioè io so che il denaro che ho nelle mie mani è un denaro che ho ricevuto a patto che io sia anche capace di rimetterlo in circolazione. Questo è, diciamo, il doppio registro nel quale il denaro può apparire come quella cosa che funziona bene quando non conta niente. Noi dovremmo veramente, questo lo diceva bene Luca prima, liberarci dall'ossessione del denaro. Il segno del fatto che siamo in una cattiva epoca è che parliamo troppo di soldi e troppo poco delle cose che i soldi permettono di fare. Cioè, basta parlare di denaro. Però evidentemente, voglio dire, io lo dico anche in qualche modo contro i miei interessi professionali, perché visto che scrivo libri sul denaro, finché c'è la crisi io sto bene, di libri ne posso scrivere quanti ne volete, però veramente bisognerebbe riuscire a immaginare che la liberazione dal denaro è proprio una liberazione innanzitutto dall'ossessione e quindi anche dall'idea che dobbiamo diventare tutti più potenti, che dobbiamo prendere il potere. Non dobbiamo prendere, dobbiamo lasciarlo andare, dobbiamo ridurre, diciamo, immaginare delle forme di governance che riducano il peso del potere del denaro. In questo senso non basta, scusa, aggiungo, semplicemente dire è vero che, diciamo, Sardex decentra il potere di creare il denaro, ma decentrandolo mette in capo a ciascuno anche un dovere altrettanto forte, che è quello di distruggerlo. In fondo questo è il problema. Se il denaro non è niente, è chiaro che lo possiamo creare, e questo ce lo spiegano benissimo, ce lo fanno vedere benissimo i banchieri centrali, lo creo dal nulla, ne creo quanto ne voglio. Ma una volta che ho creato qualcosa dal nulla, non ho fatto di questo nulla qualche cosa. Devo ricordarmi che il denaro è nulla. E allora come faccio a ricordarmelo? Lo distruggo, lo riporto al nulla. Viene dal nulla e torna al nulla. Nel frattempo qualche cosa fa, circola, e circolando ci connette e smette di diventare lo spauracchio di Marx. Marx dice il denaro è male perché sostituisce ai rapporti fra uomini i rapporti fra cose. Chiede ai rapporti fra uomini di essere mediati dai rapporti fra cose. E per Marx la soluzione è l'abolizione del denaro, non c'è nulla da fare. Sarebbe interessante immaginare invece un denaro che, svolgendo il suo compito economico, svolga anche il suo compito sociale, che è quello di essere intelligenza connettiva. Forse bisogna chiarire che il denaro viene distrutto nel momento in cui il prestito viene restituito, perché questo non era chiaro a me fino a circa un anno fa. Ok, sono qui ragazzi, professor Camagni, Roberto? È acceso? No. È acceso. Ma mi sembra che dovremmo ripartire da ultimi interventi, Giuseppe, e l'intervento del professore in inglese che ci ha chiesto definizioni. Perché siamo stati un po', secondo me, fuorviati su una visione un po' tradizionale, un po' classica del meccanismo della finanza. Schumpeter, e dopo Schumpeter, in una bellissima introduzione ai business cycles di Schumpeter, il vecchio Graziani, ha detto delle cose importantissime. La finanza è fondamentale perché con l'innovazione non andiamo da nessuna parte soltanto. Il banchiere che fa il suo mestiere, però, quello che sta vicino all'economia reale, il banchiere, attraverso il moltiplicatore del credito, crea per l'imprenditore innovativo uno spazio nella divisione, no, del reddito. Le risorse sono quelle, ce le dividiamo, no, in un stato stazionario fra i possessori di lavoro, capitalista tradizionale, arriva l'imprenditore, ma questo non ha soldi, no? Però ha le idee, ha qualche cosa da fare, benissimo, attraverso il potere di creare moneta, il banchiere gli crea uno spazio nella distribuzione del reddito, cioè sostanzialmente creando un po' di inflazione,
perché la circolazione monetaria naturalmente aumenta attraverso le operazioni di credito, per remunerare questa che è la linfa del sistema capitalistico buono basato sull'innovazione. Naturalmente il costo di questa intermediazione è il tasso di interesse, come è stato detto, ma questo, come dire, soprattutto in un momento in cui il tasso di interesse è così basso, chiunque sarebbe pronto a pagare anche 4 volte il tasso di interesse attuale, qualunque imprenditore, no? Se a qualcuno interessasse prestargli soldi per ottenere un tasso di interesse, attenzione, l'obiettivo della finanza non è di staccar cedole alla fine dell'anno, né sulle azioni, né sulle obbligazioni, né sui prestiti, è il capital gain sul trading nello spazio e nel tempo, e portare a casa una parte di tutte le enormi rendite che esistono, no, in diversi settori. Il trading nello spazio è chiaro, no? Non finanzio te imprenditore che investi in Sardegna, ma se investi in Cina sì, almeno fino a qualche anno fa, no? Eccetera. Ma attenzione, tutto il finanziamento del settore edilizio, che attenzione è stato il grande motore del boom, diciamo dal 96 in poi, ma più o meno in tutti i paesi, no? È stato questo: si è creata moneta urbanistica e la si è finanziata abbondantemente senza una lira messa dagli imprenditori immobiliari, sulla base di che cosa? Di una promessa di plusvalori, di rirendite, non ha niente a che vedere con il tasso di interesse. Ecco, il problema è questo: la finanza fa questo mestiere qua, gioca. Adesso appunto le rendite immobiliari le ha bruciate, nessuno più investe, gran parte della crisi è questa per noi e per l'Europa, che è venuto meno quel 12-15% del settore edilizio che ci ha tenuto, come dire, che ci ha spinto a galla, ecco, anche un paese scassato come l'Italia in quegli anni là. Ecco, questo è un primo discorso, quindi come ritornare a un circuito che è quello classico, di un banchiere classico, che non è cattivo se chiede un tasso di interesse, attenzione, no? Ma è fondamentale. Però deve essere, come dire, inserito in un circuito sociale e industriale. Grazie. Posso fare un'altra piccola cosa, piccolo intervento? Ecco, attenzione sul discorso molto interessante questa cosa di cui ti sei accorto, no, recentemente, no? Creando moneta, il settore bancario ha un potere, no? Che può essere sostanzialmente socializzato, e questo è una cosa bellissima che appunto per esempio sta nel DNA di Sardex, eccetera. Ecco, attenzione che ci sono tanti modi di socializzare, no, questo tipo di meccanismi, no? Non tutti così etici. Intanto sono, come dire, funzionano se sono locali, no? Perché ci deve essere trust, ci deve essere socializzazione, eccetera. Quindi attenzione quando ci si allarga troppo, no? Non sappiamo bene che cosa può succedere. In secondo luogo, essendo locali, può succedere che finanziando gente che fa come mestiere lo stesso mestiere di tutti gli altri, ci esponiamo a crisi settoriali, no? La banca di risparmio di Prato, no, dopo aver finanziato questa bella esperienza sociale del distretto industriale pratese, è saltata assieme al sistema industriale pratese quando, no, eccetera. Sono cambiati sostanzialmente i tempi. Ecco, ma attenzione, anche altri sistemi di questo genere che occhieggiano questi meccanismi localistici, un po' familistici, un po' bruttarelli, no? Li stiamo vedendo, no? in molte banche popolari, eccetera, in cui il meccanismo di socializzazione era la socializzazione praticamente appunto delle rendite, no? E i costi naturalmente a qualcun altro,
del continuare a finanziarsi fra le solite 5 famiglie che stanno dentro nei consigli di amministrazione. Ecco, questo naturalmente non è socializzazione, però attenzione che così come nel concetto di rete, no? Anche la mafia è una rete, eccetera. Ecco, dobbiamo stare attenti al momento in cui come dire, cambia il verso, cambia il segno, no? Del valore della rete, del valore della socializzazione locale. Grazie Roberto Camagni. Roberto Camagni stasera, non ho microfono. Roberto Camagni stasera alle 9:30, insieme a Silvano Tagliagambe. Potrei parlare Scusa, forse... Camagni 30. Ah, ecco. Stavolta è sempre il secondo turno. Potrei parlare forse della prima cosa. Abbiamo già 2 domande in fila, scegliamo un po' il come rispondere perché il tempo sta andando. Ok, molto brevemente, diciamo che c'è una differenza tra il venture capital che ha lavorato, messo da parte dei soldi e li dà all'imprenditore, si aspetta un ritorno, e la banca che invece crea questi soldi per l'imprenditore e si aspetta un ritorno lo stesso con l'interesse. Allora, questo secondo scenario che lei ha appena descritto è diciamo nel contesto del capitalismo buono, renano, come lo vogliamo chiamare, secondo me funziona, può funzionare, se però ci sono delle salvaguardie. Ed è per questa ragione che credo che il sistema di mutuo credito sia importantissimo per proteggere le imprese piccole e le economie più deboli, che hanno una trade balance negativa, da fluttuazioni del sistema finanziario globale che, come ci insegnano di nuovo i nostri colleghi, io ho letto solo loro, scusa. Vabbè, leggi la prossima volta a Fantaccio Amato. Sì. Vabbè, per cui quello che lei dice mi sembra, cioè sono più o meno d'accordo con, diciamo, questa puntualizzazione che c'è questa differenza tra il venture capital e la banca, che la banca la vede un pochino meno giustificata questa cosa. La possiamo giustificare se nell'insieme le cose funzionano, cioè se non c'è un fenomeno tipo la Grecia, se non c'è un fenomeno tipo la disoccupazione in Sardegna nel 2012, capito? Cioè se ci sono delle salvaguardie. Ed è per questo che il sistema di mutuo credito credo che sia veramente interessante, perché riesce a convivere con un capitalismo buono, se possiamo chiamarlo così, in maniera costruttiva e complementare. Altre repliche per il professor Camagni? Una battuta, se posso? Concisa? Concisa. Sulla questione del tasso di interesse, che è interessante perché dice, vabbè, il tasso di interesse non è un problema soprattutto quando è negativo, per cui è chiaro che non dovrebbe essere un problema prendere a prestito 100 per restituire 98. Sul piano pratico no, se uno potesse avere accesso a questo credito, quindi qua sono d'accordo con te, e il problema è poi farseli dare questi soldi. Sul piano teorico è un problema enorme, no? Perché se noi spieghiamo normalmente il tasso di interesse come la remunerazione a rischio a cui vado incontro, che significato ha un tasso di interesse negativo? No, cioè io ti do dei soldi e siccome nel frattempo, aspettando che tu me li restituisca, come diceva Galliani, no, c'ho il batticuore, te tra un anno se me li dai 105, non è che me ne dai 100. Se io accetto, come accettano appunto gran parte dei creditori oggi sul mercato, di prestare i soldi addirittura all'Italia, no? Che c'ha già un debito enorme, dandogliene 100 e rifacendosene dare 98, qual è il significato economico di questa operazione? Vuol dire che gli altri modi di utilizzare questi soldi sono ben più rischiosi, sono associati ad un batticuore ben maggiore. Cos'altro posso fare con questi soldi? Beh, prestarli senza decidere in anticipo le condizioni della remunerazione, cioè dandoli a un'impresa, no? Facendo venture capital, facendo... Allora è questo il problema profondo del sistema monetario, che sussiste anche quando il tasso di interesse è negativo, cioè la rassicurazione che il denaro in quanto tale dà, al punto tale che piuttosto che metterlo in gioco sono disposto addirittura a prestarlo ad un tasso di interesse, perlomeno sono sicuro, no, ci perderò il 2%, sì, ma non rischio di perdere il 20%. E questo però che diventa mortifero per il sistema economico, perché mortifica la disponibilità ad affrontare l'incertezza e il rischio che è la vita dell'impresa. No,
No, immaginati se non era conciso. Banco di Sardegna. I Sassari. Però i Sassari. Ma siete tutti la stessa zuppa ormai. E va bene. Io a prendere 30 col professor Amato non ce l'ho fatta agli anni dell'università, però... Quanto ti ha dato? Un po' meno. No. Però è un piacere essere qua. E poi vai a chiedere un prestito al Banco di Sassari. E poi vi lamentate. Io do 30, mi dà 28. Oppure ti chiede il triplo delle garanzie. Funziona così. No, il tema è che oggi nel 2015 si parla di moneta, denaro, credito, altro, che non sono temi nuovissimi o innovativi, no? La moneta esiste da millenni, il sistema bancario tanto criticato da secoli e secoli, e siamo ancora qui. Nel senso che le cose funzionano finché vanno bene e qualcuno ha un interesse. Il tema secondo me è quello degli interessi dei singoli e della collettività e degli equilibri che si instaurano tra questi. Sardex è nato in un territorio circoscritto, un'isola, in un momento in cui ce n'era bisogno. Negli altri momenti simili istituti o circuiti o monete complementari o altro forse hanno provato a emergere e non hanno avuto lo stesso risultato perché non ce n'era la necessità. Quindi le persone che sono all'interno di realtà, vivono nell'economia reale, accedono a sistemi differenziati che possono essere meno reali quando ciascuno ne ha il proprio interesse e ciascuno marginalmente cerca di averne sempre di più. Quando l'uomo è cattivo, in realtà fa il suo interesse. Quindi qual è l'equilibrio all'interno dei sistemi per cui possano convivere sistemi diversi non noti, come Sardex era nel 2009? Il punto di partenza è questo: le cose nascono nel momento in cui ce n'è bisogno e si crea un valore aggiunto della somma superiore a quello dei singoli. Grazie. Chi vuole rispondere? Sto arrivando. Io concordo, aggiungo un particolare. Sistemi emergenti sono emergenti perché c'è un'emergenza e a volte emergono. Quello che almeno nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare rispetto a altre situazioni emergenziali è stato quello di costruire oltre l'emergenza del valore condiviso che potesse durare nel tempo oltre l'emergenza. Da questo punto di vista, ieri io quando ho sentito Stefano Lai, che vedo anche oggi, dire a me rispetto alla domanda, no, per te è più importante l'euro, è più importante il Sardex. Quando Stefano ha risposto, per me è importante la sedia, è importante il pomodoro, è importante la soluzione al problema, io credo che siamo oltre l'emergenza e per me è stato un grazie, non so, un riconoscimento di una diffusione, di un modo di pensare diverso che va anche oltre il beneficio individuale, il beneficio collettivo, il loro equilibrio. E siamo da un certo punto di vista andati oltre, Stefano l'ha dimostrato con quella risposta. Poi è un tipo di consapevolezza quella che si sta creando sia rispetto al sistema nel quale siamo nati, che ci siamo trovati, tra virgolette, in inglese si dice embedded, cioè come se fosse un chip che c'hai e sei nato col chip. Perché effettivamente questa è un attimo la situazione con l'economia e la finanza tradizionale, ci si trova immersi. Nell'emergere del circuito noi, tra virgolette, ideatori nel piccolo, abbiamo pensato a tutte queste cose e non abbiamo semplicemente agito spinti dall'emergenza, che era una reazione normalissima e nel 99% dei casi in realtà simili alla nostra, vedi in Grecia, dove sono stato e ho conosciuto altri circuiti, ci si è avuto una reazione molto emotiva, molto emergenziale, finito il momento duro della crisi, ciao. Questo non è successo qui, ma non è successo perché secondo me c'è stato da parte dei partecipanti la comprensione di quello che era l'idea folle in partenza e l'aver sposato l'idea nella pratica. E quindi lì il discorso di emergenza, come dire, momentaneità, di scala diventa secondario.
Poi, come tutti i sistemi vivi e complessi, credo che Sardex, come ogni comunità, cresca, si restringa, è una cosa dinamica e viva. Da quel punto di vista penso e mi auguro che col tempo riesca a trovare la sua dimensione, che non ho idea io di quale sia. Quando siamo partiti abbiamo detto magari facciamo 100 iscritti, forse transiamo 100.000 euro, cioè siamo giusto andati oltre, quindi dal mio punto di vista il lavoro è a metà, c'è ancora tanto da fare, però abbiamo fatto una metà di lavoro decente, stabile. Bene Peppe, grazie. Molto d'accordo, ci sono col microfono, molto d'accordo soprattutto sulla questione di Stefano, a patto che non riparliamo di pomodori. Altra domanda qua, Roberto Spano. Posso fare un Certo, brevissimo scusami, inciso? no. Scusa, il punto è che l'emergere di Sardex può essere visto proprio come una risposta collettiva del territorio, cioè di fronte ad un'emergenza, ad un problema c'è stata una risposta collettiva. Questa risposta collettiva è stata, come dire, aveva probabilmente una sua intelligenza interna che però si è riuscita a sposare con le intenzioni dei singoli attori economici, dei singoli abitanti del territorio, in un contesto macro che è quello che ci hanno descritto. Quindi, tornando a quello che si diceva prima, è chiaro che emerge in un determinato momento, però quello che sarà è probabilmente dato, anzi, da quello che diceva il professor Camagni prima, ovvero da quello che possiamo chiamare le reti di relazioni che si sviluppano, quindi anche quello che è il capitale sociale che di solito è associato in positivo, cioè un territorio ad alta dotazione di capitale sociale, ma questo capitale sociale effettivamente, se guardiamo ad organizzazioni di tipo mafioso ad esempio, è un tipo di capitale sociale chiuso all'interno, quindi non necessariamente positivo. Qui diciamo l'emergenza data dalla crisi si è sposata positivamente in un territorio dove non si ha tradizionalmente una dotazione di capitale sociale di tipo positivo. Su questo ci possiamo tornare. Cos'è Sardex istituzionalmente? È un'associazione? È un SRL? Allora, io credo che la descrizione migliore di istituzionalmente un SRL, ma aspetta, ma bisogna distinguere, è importante distinguere Sardex SRL, che è una società di servizi che dà una serie di servizi alla rete, l'ha pensata, la gestisce, eccetera, eccetera, rispetto a Sardex.net, perché Sardex.net è il Sardinian Exchange Network, quindi un network e quello è effettivamente la rete, il valore è lì. Noi siamo facilitatori, siamo infrastruttura. E poi l'unica forma, tra virgolette, legale a cui potevamo accedere, che ci sembrava sensata al momento, nel 2009, era l'SRL, abbiamo scelto la forma più agile. Okay. Ma tipo, se fossi stato in Inghilterra, per fare un parallelo con i colleghi del Bristol Pound, a Bristol e in Inghilterra esiste un'entità che in Italia non esiste, che si chiama CIC, Community Interest Company, quindi una compagnia, una società di interesse comunitario, c'è anche in Francia, questa cosa qui non esiste. Quindi cosa potevamo fare? Una cooperativa, un SRL, un'associazione culturale. Abbiamo detto qual è lo strumento più dinamico, più rapido? È l'SRL. Boom. Grazie Peppe, sono qui. Volevo invitarvi a spostare un po' l'attenzione dallo strumento economico-finanziario, ragionando sul fatto che lo strumento in sé, che abbia un interesse positivo, un interesse negativo, tutto sommato ci importa poco, all'ecosistema di strumenti da utilizzare in maniera più adeguata in condizioni diverse e in diciamo, territori differenti. Da questo punto di vista mi pare che la convivenza di strumenti finanziari tradizionali utilizzati in maniera diciamo, non schiavistica, con strumenti che in momenti particolari e in momenti storici di comunità particolari risultano magari più adatte
più adatti a far emergere, per esempio, responsabilità, possono essere un approccio corretto. Quindi ecosistemi di strumenti differenti e capacità di scegliere il mix corretto di responsabilità della comunità da un lato e di approccio, diciamo, economico tradizionale dall'altro. Non lo so, vedo qui molta capacità di crescita, di superare il subire situazioni nelle quali si è completamente, diciamo, passivi. Posso provare a rispondere? Ne ha facoltà. Ok. Questa idea mi sembra molto valida e si richiama il lavoro di Douthwaite, un economista che nel 1999 ha scritto un libro che si chiamava The Ecology of Money, dove parlava di vari tipi di monete per supportare l'economia locale, nazionale e internazionale. Per cui questa complementarità si riallaccia a quello di cui parlavo prima ed è, mi sembra, una cosa verso cui stiamo andando per forza di cose, perché se no la gente comincia a bruciare le auto per strada se non affrontiamo questa cosa in maniera sensata. E volevo fare anche una brevissima precisazione in risposta all'osservazione di prima sull'emergenza, perché il VIR svizzero nacque nel 1934 in risposta alla Grande Depressione, però vige tuttora, per cui si è evoluto nel tempo. Fino al 1952 era interesse zero, i prestiti erano dal 1952 in poi hanno messo un tasso di interesse basso del tipo di banca diciamo cooperativa. Dal 73 in poi hanno impedito lo scambio tra il VIR e il franco svizzero, per cui adesso sono due sistemi isolati. E nel 2004 il VIR è diventato VIR Bank, per cui si sono evoluti nel tempo. Il punto massimo di membership è stato all'inizio degli anni 90, quando avevano circa 70.000 membri e un transato di circa 2 miliardi di franchi, perché il VIR come unità di conto è uguale al franco svizzero. Per cui era circa l'1% del PIL svizzero all'inizio degli anni 90. Adesso sono circa 45.000, sono diminuiti, in parte perché? Perché adesso in Svizzera ci sono altre fonti di credito, cioè giustamente, come lei dice, nel momento quando l'emergenza non è più così forte, magari questo tipo di complementarità non è più così urgente e infatti il VIR adesso è più piccolo di quanto era 20 anni fa. Però il fatto che rimanga vivo, e come ha detto Giuseppe, il fatto che ci siano, diciamo, delle funzioni che tuttora Sardex svolge, diciamo, dimostra che questa complementarità è veramente importante, secondo me una condizione strutturale da cui non ci possiamo esimere. Grazie. È vero è che spesso si ha la tendenza, non è una replica a te, spesso si ha la tendenza a voler spiegare le cose nuove con gli schemi vecchi. È uno degli errori di questo tempo. E un'altra cosa che mi è venuta in mente è che attualmente l'Italia purtroppo, ne parlavamo forse ieri, è un paese pensato a livello normativo, a livello amministrativo, a livello burocratico, per quando il web non c'era e non solo per questo. Quindi viviamo e soffriamo dei difetti strutturali. Vero è che ci sono degli ecosistemi dinamici che respirano, Sardex è uno di questi, nello stesso modo in cui respirano le società dinamiche respira la società. E quindi è vero che ci sono dei sistemi consolidati, ma è anche vero, secondo me, che non può piovere per sempre, come diceva il saggio, perché alla fine la società e le imprese, gli anticorpi per andare avanti, ce l'hanno sempre. Stefano, no pomodori però, È colpa tua, Gabri? Pepi. Sto scherzando. Io approfitto del fatto che abbia davanti dei luminari per scroccare qualche consulenza. E una vostra interpretazione, certe volte quando parlo mi rendo conto di rasentare la follia, se non fosse che vedendo quello che hanno fatto i ragazzi di Sardex mi consolo e dico forse non è così. Come vedete il fatto che un'azienda
cioè le aziende hanno necessariamente, non hanno altra possibilità di avere accesso solamente al credito bancario, banalizzando, cioè rendendo il concetto molto più semplice. Un'azienda può esistere senza avere accesso al credito bancario? Più semplice ancora, l'azienda può esistere senza le banche? È una domanda che io mi sono fatto e che mi sono risposto, a cui ho dato una risposta. Io, per la mia esperienza, dico di sì, anche perché, ma non per scelta mia purtroppo, non me ne danno, non mi danno una lira. Sono da 5 anni che non mi danno un soldo. Ok. Dai, però un appuntamento a Stefano dateglielo, non ci credo. Anzi. C'ha 7 imprese, da lavoro a 50 persone. Anche 45. Anzi, quando... Quindi la domanda è... Certe volte quando entro mi prendono proprio per morto, se vedono la mia CRIF, purtroppo, onestamente. Perché quando passi sotto il metal detector l'elettroencefalogramma è piatto. Comunque, a parte gli scherzi, che poi scherzo non è, fermo restando l'importanza dell'istituto bancario, ma come mero strumento di versamento e pagamento, visto che non si possono usare i contanti per più di 1.000, 3.000, adesso quando decideranno che di competenza, non lo so. La mia domanda è, sono un folle io che penso di non aver bisogno delle banche e mi sto strutturando sempre di più per non essere... adesso senza togliere niente alle banche qui presenti, non me ne vogliano, massimo di rispetto, soprattutto per il Banco di Sardegna che ha sempre manifestato, adesso non faccio, no, non è Banco di Sassari, sì, ma c'è anche il Banco di Sardegna, io col Banco di Sassari non ho avuto relazioni, che è sempre stata comunque abbastanza vicina, non lo dico come atto di servilismo, per carità, ci tengo, se ci fosse Unicredit qui e Banca Intesa userei toni opposti, ma la domanda è proprio questa. Io dico, vi voglio dire quello che sto facendo in sintesi, un altro minuto, mi sto sempre di più orientando nel trovare soluzioni alternative, non mi voglio fossilizzare, le banche non mi danno soldi, allora tu senti le persone, le banche non mi danno soldi, non posso fare niente, ma stiamo scherzando, cioè è proprio l'estrema perdita della dignità. Non esiste, ma non per le banche, ma per chiunque, per il comune, la regione. Sai, il comune non ti aiuta, ma cioè, cosa vuol dire? Quindi, adesso me ne sto inventando una, tra le varie attività io ho un ristorante. Siccome per tornare al discorso dei pomodori, oltre ai pomodori mi servono sedie, mi servono coprilletti, mi servono tante cose, io sto togliendo l'attenzione, la mia attenzione al denaro e mi sto concentrando sul bene. E facendo anche degli accordi diretti con i miei dipendenti, serve un televisore, vediamo se riesco a trovarlo. Uno che vuole vendere il televisore, glielo compro in buoni pasto nel mio ristorante, cioè quanto 200 euro, va bene, tieni, ti do 200 euro che devi spendere nel mio ristorante. Mi creo clienti e quel bene lo trasformo. Non lo so, forse è folle, io una soluzione devo trovare, le banche non mi aiutano, ripeto. Ecco, volevo una vostra interpretazione. È chiara la domanda? E comunque al di là delle battute, c'era uno che diceva che senza utopia non c'è progresso, quindi ben vengano questo tipo di riflessioni. Brevemente vorrei dire che bellissima questa cosa, cioè lei sta creando denaro da solo, perfetto. Vorrei fare una diciamo, distinzione sottile che mi ha insegnato il signor Sciola, che credo che sia qui nel pubblico, subito prima di questa sessione. Mi ha spiegato, visto che io non parlo italiano molto spesso, mi ha detto che c'è una differenza tra impresa e azienda. L'azienda è quella che diciamo, viene gestita giornalmente, che viene mantenuta. L'impresa è qualcosa che viene creata, che ha bisogno dell'imprenditore, che crea qualcosa di nuovo. Per cui forse l'azienda riesce a lavorare anche senza le banche, però forse l'impresa ha bisogno di un investimento, ha bisogno di un aiuto all'inizio. Qui volevo fare solo questa breve distinzione. Telegrafica una cosa?
No, raccolgo anch'io la sollecitazione, in realtà delle rassicurazioni vuoi, non una consulenza, perché e sul piano personale penso che tu abbia ragione, cioè è chiaro che un'impresa può vivere soprattutto se trova delle fonti di finanziamento alternative che possono essere le più varie, perché è chiaro che di finanziamento ha bisogno. Dal punto di vista macroeconomico però il problema resta, no? Cioè, c'è un mestiere che, come ci ricordava appunto anche prima il professor Camagni, è stato svolto dalle banche, continua in parte a essere svolto dalle banche, che è vitale per il sistema economico e che è quello proprio di finanziare l'impresa, come distinta dall'azienda, cioè l'intrapresa, l'iniziare qualche cosa di nuovo e non semplicemente gestire quel che di vecchio ereditiamo. Nella misura in cui le banche non riescono a farlo o non vogliono farlo, è chiaro che vanno incontro a una disintermediazione, e questo lo sanno loro meglio di noi, nel senso che si affacciano strumenti alternativi come il peer-to-peer lending, come il crowdfunding, come i sistemi di compensazione, come tutti questi strumenti di cui sentiamo parlare. Però la funzione è vitale. Cioè, non è che si può pensare di avere impresa semplicemente come è avvenuta la rivoluzione industriale inglese, accumulando i profitti passati e reinvestendo i profitti passati. No, soprattutto con i ritmi imposti dal tasso di innovazione attuale c'è bisogno di un'anticipazione, e questa anticipazione da qualche parte ti deve arrivare, non puoi aspettare di avere, e quindi questa funzione che la svolgano le banche, che la svolga qualcun altro, bisogna che sia Grazie svolta. Luca. Ultimo giro di tavolo, siamo quasi sui titoli di coda, come direbbe Tore. Quanto quello di cui parliamo è costruzione di bene collettivo, è costruzione di bene comune? Una risposta a testa. Sì, anche random, come volete. No, mi raccomando, non spingete per rispondere, calmi. Ma tutti vogliamo essere ultimi per avere. Tanto ultimo sono io. Andate sereni, tanto devo chiudere io. Okay, Fatevene una ragione, non sono neanche professore, ma mi spetta. Dico un paio di luoghi comuni. Dunque, c'è il bene comune del rapporto sociale, della diciamo, condivisione dei valori democratici, della solidarietà, dell'identità, nel caso della Sardegna isolana. Ci sono molte cose che sono al di fuori dello scambio puramente di mercato, che sono beni di tutti. E secondo me è importantissimo trovare un sistema economico che lasci spazio per questi beni, per la crescita di queste cose che completano la vita sociale delle persone. Il sistema di mutuo credito mi sembra che sia un primo passo molto incoraggiante in questo senso. Olè. Prima lui? Non spingete, Manca avessi fatto chissà che domanda, ragazzi, avete già il calo di zuccheri? Me la ridici? No. Sono d'accordo. Secondo me, no. Se si crea bene comune. Sì. Sì, io credo... Stiamo producendo bene collettivo? Io credo che stiamo producendo, seminando, zappando e anche raccogliendo piano piano. In senso nobile siamo commons? Siamo commons di brutto. Spieghiamo che cos'è. In senso nobile sempre. Gabri, adesso si mette anche a rappare. Io non ce la faccio più. Spieghiamo che cos'è commons, per essere chiari per tutti. Vabbè, è quello che è il pascolo demaniale. Vabbè, l'hai spiegato semplice. Vabbè, si parte da lì. Vabbè. Diciamo i beni collettivi che sono non mio, non tuo, nostro. Oh. Ok. Facile, no? Se va bene. Olè, Laura? Salvami, ti prego. Sì. Rispondi. Rispondo dicendo che sicuramente con questo tipo di esperimenti c'è un tentativo di produzione di bene collettivo e bene comune, e quindi questo è un esempio di successo, anche perché dobbiamo ricordarci che quando parliamo di mercato comunque c'è una forte dimensione di costruzione sociale del mercato, nel senso che non è solo l'homo economicus che è il soggetto, l'uomo economico che lavora sul mercato, ma c'è anche questa dimensione sociale che ha come finalità la cooperazione, cioè la cooperazione e la reciprocità sono due elementi fondamentali dello scambio economico, che non si può ridurre al semplice scambio attraverso una moneta che può essere il nulla o meno, però sicuramente
ha una sola dimensione, quindi ricordiamoci che sì, questo è un esperimento positivo da cui possiamo imparare per la produzione di beni comuni. Grazie. Professore? Grazie. No, io penso che questa domanda colga proprio il segno e consenta di sintetizzare per certi versi alcune cose che l'ho abbiamo detto azzeccata, oggi. Gabri, allora. Era giusta. No, siamo partiti appunto dal constatare il fatto che la moneta, che dovrebbe essere un bene comune, viene fraintesa come un bene privato, cioè come quella cosa che diventa oggetto di proprietà privata, di accumulazione. E quindi quando si creano dei sistemi di moneta complementare, dei sistemi di scambio e di mutuo credito, si cerca di ridare alla moneta questo suo carattere di bene comune, cioè di quella cosa che serve per essere ceduta, che svolge il suo lavoro quando appunto non la trattengo ma la do a qualcun altro, e che ci ricorda costantemente, come ci ricordava, visto che l'ho menzionato Keynes, poi l'abbiamo abbandonato lì in un angolo, concluderò con questa citazione, lui dice: il denaro è quella cosa che mi ricorda che sono alla mercé del mio prossimo. C'ho in tasca dei soldi, sono ricco? No, sono povero perché dipendo in maniera cruciale dall'altro per poter trasformare questi soldi in qualche cosa che servano, i pomodori. Grazie. Luca? Massimo? Allora, lui ha questa citato dei pomodori Keynes. me la paghi, Sì. No, ma anche io voglio arrivare ai pomodori, alle sedie, anche perché ho fame. Si vede. Bisognerà andare pure al ristorante Però a un si certo vede punto. che siete di Milano. Perché siamo precisi, all'una abbiamo Porca fame, miseria. non possiamo aspettare Qui le si due. mangia alle 2, non alle 1. Ecco, vedi, pazienza. No, io citerò invece che Keynes un poeta, il quale in un bellissimo scritto in prosa che si chiama Il grano umano, lui dice: come mai siamo in una situazione così devastante in cui ci consideriamo come dei chicchi di grano separati e non accettiamo di passare per la mola, diventare farina, metterci assieme e diventare pane fragrante? Bella come idea, no? della comunità. Il grano è grano quando smette di essere il chicco isolato, accetta in qualche modo la trasformazione, anche il peso di passare per la mola e diventa un pane comune, cioè il pane dell'ultima cena o comunque insomma dell'Eucaristia, del momento del ringraziamento, del pasto comune. In fondo, scusate, non voglio, però un po' di cultura, dai, si può anche fare. In tedesco Wirtschaft è il nome per dire economia. Ma sembrava un po' la predica della domenica, ma te la passiamo. Ma infatti sarà ancora più domenicale. Wirtschaft, che adesso in tedesco significa economia, nel Medioevo aveva proprio significato di ultima cena, cioè della cena in cui si fonda la comunità, in cui il pane è condiviso, insomma. E questo poeta diceva anche bisognerà, nella società che io immagino, che io prefiguro come poeta, che la distinzione fra bene in senso etico e bene in senso economico salti. Cioè, bene, noi diciamo i beni economici, no? E quindi la parola bene, l'etica, è già in qualche modo presente nell'economia. I beni sono le sedie, i pomodori, eccetera, eccetera, visto che ce l'ho fatta a dirla, no? La moneta da questo punto di vista non è un bene, ma non è un male. L'unica cosa che è bene che la moneta faccia è che sparisca, cioè che faccia il suo lavoro e, come diceva Keynes, quando ha fatto il suo lavoro sparisca dalla somma delle ricchezze di un individuo, di una comunità, di una nazione. Se la moneta ha lavorato bene, non conta. Gli economisti, diciamo mainstream, gli economisti classici, quelli che Keynes critica, commettono un errore dal punto di vista di Keynes, danno per scontato che la moneta non conti. Keynes gli ricorda che bisogna costruirla così. Da questo punto di vista, Sardex, Beer, il Bancor di Keynes nel 1944 per gli scambi internazionali, per certi versi l'Unione Europea dei pagamenti in Europa fra 50 e 58, hanno provato a costruire una moneta che potesse non contare, ma che facesse il suo lavoro. Quindi, al lavoro. Ottimo. Grazie, onorato di essere stato al vostro servizio. Grazie a Massimo, Peppe, Paolo, Laura e Luca. Questo era The Ring Off, l'ultima parte di sabato mattina di Mitsas. Sotto c'è uno smurzo che ci aspetta. Ci vediamo alle 3:30 con Entula Off. A dopo.